Mister Mauro Zironelli, derby giocato in 10 per oltre un tempo, ma alla fine arrivano i 3 punti. Che analisi della gara fa? Beh, tanto che stiamo un po' esagerando col fatto che rimaniamo in 10 per quasi tutto un tempo, anzi più di un tempo questa partita. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché veramente hanno dato l'anima, abbiamo acceso praticamente il gol finale, poi non ci sono stati fortunatamente altri impegni non era facile per l'esordio del nostro portiere, non era facile perché avevamo qualche defezione, quindi una partita, nonostante magari sulla carta non si pensasse che fosse facile, però abbiamo trovato una squadra che non demorde, che continua a lottare come è giusto che sia, e noi siamo stati bravi a stare sul pezzo e a portare a casa, secondo me, una vittoria importantissima, che non era scontata perché il derby lo sappiamo tutti che è sempre una partita a sé, quindi bravi, però dobbiamo essere un po' più, cioè sinceramente giocare ogni partita in 10 mi sembra che sia la quarta o la quinta, che tra l'altro ne abbiamo vinte credo 4 su 5, quindi l'importante è che non ci facciamo l'abitudine proprio, perché adesso le espulsioni cominciano ad essere troppe. Una gara che mette in luce la compattezza di questa squadra, perché siete riusciti con un episodio a fine primo tempo a sfruttare al meglio l'unica forse occasione della vostra prima frazione, poi nel secondo le ripartenze di Camaravi hanno offerto quella profondità, quindi un'analisi da questo punto di vista e Sì, anche sull'importanza di questi 3 punti in chiave playoff. sì, certo, avevo avuto solo un altro tiro con Camarà di sinistro un po' prima del rigore, il rigore era netto e fortunatamente Fullan ha fatto il suo dovere e l'ha messa dentro, e poi sull'unica azione, a parte anche la punizione di Furlan, l'incrocio, è stato bravo il loro portiere, ma poi abbiamo avuto l'altra occasione che Bonito è stato bravo a portarci sul 2-0, poi sull'unica sbavatura, diciamo così, un po' di incertezza, ma è normale, giusto, è la prima in campionato, quindi complimenti a lui e complimenti a tutta la squadra, a chi ha giocato, chi è entrato, e a tutto il gruppo, perché sembrava una partita appunto, come ho detto, scontata, ma non era così semplice. Chiave playoff, quanto contano questi 3 punti? Beh, intanto tantissimo per quanto riguarda il mettersi al sicuro, ci manca ancora un qualcosa, poi però siamo lì, l'importante è che riusciamo a fare dei punti possibili subito e poi eh, divertiamoci, cerchiamo di provarci, siamo lì e sicuramente il gruppo sta bene, ha fiducia come fa vedere, diremo la nostra, però noi dobbiamo vivere a partita per partita e pensare a sabato.